3 milioni di euro fondi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Porto Empedocle sarebbero stati utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle previste e la mancanza di questi soldi sarebbe in qualche modo collegata con la successiva dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente. Sono finiti in giudizio, citati dalla Corte dei Conti per un presunto caso di danno erariale, l'ex sindaco di Porto Empedocle, attuale primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, e l'allora dirigente finanziario Salvatore Alesci. I fatti risalgono alla fine del 2015, quando l'allora Collegio dei Revisori dei Conti invia una relazione ai magistrati contabili nella quale rivela come le somme richieste dal municipio allo Stato per il 2014 sono state utilizzate per coprire la cosiddetta spesa corrente, come il pagamento dello stipendio e degli oneri previdenziali degli impiegati. Invece erano destinati per pagare i debiti certi. Furono dunque gli stessi revisori dei conti a chiedere di verificare il presunto danno erariale. Reputo l'azione della Procura della Corte dei Conti, ha scritto Lillo Firetto, doverosa, avuto conto di una segnalazione ricevuta. Nel 2014 il Comune, da me amministrato, ha formulato 2 richieste di anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti. Mi sono limitata a sottoscrivere, assieme al dirigente proponente, le richieste. L'utilizzazione dei fondi, continua l'ex sindaco di Porto Empedocle, è stata esclusivamente gestita dagli uffici. Tale attività di competenza né del sindaco né di altri amministratori è proseguita anche nei mesi successivi alle mie dimissioni. Le contestazioni della Corte dei Conti attengono alle modalità concrete di impiego delle somme. Il sindaco non ha avuto né avrebbe potuto avere alcun ruolo. E il suo successore da Carmina ha organizzato una conferenza stampa per fare chiarezza sulla questione. L'incontro con gli organi di stampa è in programma domani alle 11 al Comune.